Buongiorno da Sicilia 24, questi i principali argomenti del telegiornale. Anche un siciliano fra i 3 operai morti nella strage di Suviana, Vincenzo Franchina, 36 anni, era originario di Sinagra nel Messinese. I sindacati dicono è trascurata la sicurezza sul lavoro. Si sposta fra le carte della Commissione urbanistica del Comune di Palermo l'inchiesta che ha portato in carcere Mimmo Russo, un ritratto dello storico ex consigliere comunale, ora sospeso da Fratelli d'Italia. Oggi l'insediamento della cabina di regia per l'emergenza idrica in Sicilia. Il capo della Protezione Civile regionale Cocina domani in collegamento con il dirigente nazionale Fabrizio Curcio per definire gli interventi immediatamente finanziabili. A Catania, centro e periferia invasi dalla vegetazione incolta che ricopre strade e marciapiedi, in costante pericolo i pedoni. La polizia celebra 172 anni dalla sua fondazione. Il questore Bellassai a Catania, prioritaria la lotta alla mafia senza trascurare la microcriminalità. Eventi in tutte le città dell'isola. L'attore Gianfranco Iannuzzo racconta la sua Sicilia nel recital in scena da domani al Musco di Catania attraverso bellezze e contraddizioni dell'isola. Il calcio, a Catania cresce l'attesa per il derby con il Messina di domenica. In palio, oltre a punti salvezza, anche la possibilità di disputare i play-off. Ancora ben trovati, apriamo il nostro telegiornale con la gravissima tragedia sul lavoro di Suviana. Sono stati 3 gli operai morti, uno di questi era originario di Sinagra, un centro in provincia di Messina dove oggi l'intera comunità è sotto shock. Sentiamo Francesco Triolo. Aveva 36 anni Vincenzo Franchina, aveva lasciato presto la Sicilia, Sinagra, il suo paese sui Nebrodi in provincia di Messina, subito dopo la scuola, l'industriale a Sant'Agata Militello. Vincenzo è uno degli operai morti nell'esplosione della turbina a Suviana, nel Bolognese. Lascia la moglie Enza, originaria di Raccuia, sempre nel Messinese, ed un bambino di 3 mesi. Da tempo vivevano a Genova, nel suo paese d'origine. Oggi è un giorno di cordoglio, in paese nessuno vuole parlare, la famiglia che vive in contrada Mulinazzo si è chiusa nel silenzio. A parlare il sindaco Nino Musca, che ha sposato la coppia appena un anno fa. Tutti siamo particolarmente sconvolti, pensiamo la famiglia lo è in modo particolare, ma famiglia di grande dignità, di persone particolarmente educate, di persone particolarmente lavoratrici, per cui è una mattinata terribile, questa è una giornata brutta per la nostra comunità. Eravamo nella stessa scuola all'epoca, io insegnavo in un corso, lui ne seguiva un'altra, e capitava magari che gli davo qualche passaggio per entrare a casa da Sant'Agata a Sinagra, e lo ricordo sempre come persona particolarmente schiva, sorridente, educatissima, appunto, come dicevo, persona senza grilli per la testa. Ho avuto il grande privilegio nello scorso gennaio con il rito civile di celebrarne le nozze con una ragazza, con una signora di una comunità qua vicino di Raccuia, deliziosa anche lei, con Enza. Oggi parlare a distanza di poco più di un anno con un bambino di 3 mesi, parlare di questa situazione è davvero angosciante. A Sinagra sarà indetto il lutto cittadino mentre si lavora per capire la causa dell'incidente. Sembra che tutto sia partito da una turbina esplosa che ha causato un incendio e il crollo di un solaio. Una situazione difficile anche per i soccorritori, che hanno portato prima in salvo i 3 feriti più gravi, mentre 2 sono riusciti a spostarsi autonomamente. Poi, andando avanti, sono stati recuperati 3 corpi senza vita, tra cui quello di Vincenzo Franchina. E sui troppi morti nei luoghi di lavoro, i controlli sulla sicurezza che mancano in Sicilia, abbiamo sentito questa mattina all'interno di Buongiorno Sicilia Carmelo De Caudo, segretario della CGIL di Catania, ed Enza Meli invece della UIL, sempre della nostra città. Intanto il servizio. Si risparmia sulla sicurezza del lavoro e, come ha detto Carmelo, i subappalti a cascata non favoriscono, perché significa che io prendo un lavoro a 100 euro, lo rivendo a 60, quindi io mi incasso 40 senza che devo fare niente, e chi si incassa 60 vuole incassare anche lui un altro 40, quindi quel 20 rimane ai lavoratori, quindi qualcosa la devono tagliare. È come voler fare il ragù senza piselli, senza carne, senza salsa.
C'è un problema che riguarda la salute nei luoghi di lavoro, tant'è che noi chiediamo che venga rafforzata anche la medicina sul lavoro. È chiaro che mancano le figure preposte per poter operare in questo settore, ma lo chiediamo da anni, anche con voi abbiamo trattato il tema, gli ispettori sul lavoro, che sono ahimè ancora 9 ispettori su tutta la provincia di Catania, quando sulla base del numero dei lavoratori impiegati sulla provincia di Catania ce ne vorrebbero almeno 40. E si sposta fra le carte della commissione urbanistica del comune di Palermo l'inchiesta che ha portato in carcere l'ex presidente di quella commissione, ma anche storico ex consigliere comunale della città, Mimmo Russo, che è stato peraltro sospeso anche dal suo partito, cioè da Fratelli d'Italia. Manlio Viola. È la commissione urbanistica del comune di Palermo il fulcro delle attività illecite contestate all'ex presidente e consigliere comunale Mimmo Russo, arrestato ieri per concorso esterno in associazione mafiosa, voto di scambio politico-mafioso, concorso in estorsione aggravata e concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Si tratta del secondo presidente di quella commissione che finisce sotto inchiesta negli ultimi anni. Russo però è un personaggio molto noto, per più di 20 anni è stato seduto sui banchi del Consiglio Comunale, per 30 protagonista della scena politica e sociale. Ha cambiato tante casacche, da Alleanza Nazionale al Movimento per l'Autonomia, da Azzurri per l'Italia al Movimento Palermo 22, che sosteneva Leoluca Orlando, fino ad approdare a Fratelli d'Italia. Aveva iniziato con le battaglie per i precari, ex PIP, per poi passare alla politica. Secondo una decina di pentiti, i suoi contatti erano però Gregorio Marchese, figlio del killer di Cosa Nostra Filippo, e Achille Amdò, faccendiere massone e consulente di società edilizie interessate a realizzare un centro commerciale. Dall'inchiesta sarebbe emerso che l'ex consigliere avrebbe messo a disposizione il proprio CAF per l'affidamento in prova ai servizi sociali di diversi condannati per mafia, che grazie al suo aiuto sarebbero così riusciti a lasciare il carcere, ma avrebbe anche distribuito soldi e buoni benzina per assicurarsi il consenso nei quartieri come lo Zen e il Borgo Vecchio. Da presidente della commissione urbanistica al Consiglio Comunale si sarebbe poi messo a disposizione per soddisfare interessi di persone vicine alla mafia, dando alle cosche il controllo di concessioni, autorizzazioni e appalti. Non è mai sorto però il centro commerciale di Roccella, sul quale Russo spingeva forte, l'affare che lo avrebbe sistemato per il resto della vita. E proprio su questa vicenda sentiamo adesso il contributo dell'opinione di Riccardo Loverso, giornalista palermitano di Live Sicilia. Sentiamo. Fatto salvo il principio di non colpevolezza che vale per tutti, l'inchiesta svela un malsano rapporto fra mafia e politica, con il politico di turno, in questo caso il consigliere comunale, ex consigliere comunale Mimmo Russo, che bussava alla porta dei mafiosi per avere consenso elettorale. I voti si pagavano e si pagano, perché nulla fa pensare che le cose purtroppo siano nel frattempo cambiate, con un buono di benzina, con un sacchetto della spesa, con la promessa di essere inseriti in una cooperativa sociale o per un posto di lavoro in un supermercato, ancora per avere una corsia preferenziale nella macchina della burocrazia comunale. Perché accade tutto questo? Perché purtroppo è radicata la cultura della scorciatoia, ma anche perché ci sono sacche della città di Palermo dove purtroppo è ancora più conveniente rivolgersi al Mamma Santissima di torno piuttosto che allo Stato. Si fa più in fretta e si risolvono le cose più facilmente. Purtroppo dobbiamo prenderne atto, altrimenti rischiamo di vincere la battaglia contro Cosa Nostra e perdere purtroppo quella sociale. E oggi l'insediamento della cabina di regia per l'emergenza idrica a coordinarla il direttore della Protezione Civile Salvo Cocina, che già domani sarà in collegamento con appunto il dirigente nazionale della Protezione Civile Fabrizio Curcio, proprio per stabilire i primi interventi da finanziare. Sentiamo Manlio Viola. L'emergenza torna nelle mani della Protezione Civile, ma sarà gestita insieme a tutti i dipartimenti regionali interessati. E questo è il fulcro della decisione della Giunta regionale, che ha dato vita ieri alla cabina di regia per l'emergenza idrica. La presiede lo stesso presidente della regione Renato Schifani, ma a coordinarla è stato chiamato il direttore della Protezione Civile Salvo Cocina. Questo garantisce un raccordo diretto fra Protezione Civile siciliana e Protezione Civile nazionale, che infatti da subito si incontrano in videoconferenza già domani a seguire l'insediamento
cambiamento della struttura che avviene oggi. Cosa farà la cabina di regia è indicato già nei compiti di insediamento, raccoglierà le esigenze che vengono dai territori che riguardano tutti gli usi, sia potabile e civile che agricolo, sia industriale che sanitario per la produzione di energia. Potrà contare sui fondi della Protezione Civile Nazionale che è pronta a finanziare dissalatori portatili, impianti di recupero di acqua e refluo da destinare all'agricoltura, potrà attivare pozzi in disuso o scavarne di nuovi, realizzare impianti di pompaggio per prelevare acqua da bacini non accessibili diversamente e dar vita ad un sistema di distribuzione con autobotti per tutti gli usi civili, agricoli ed industriali. Possibili anche gli interventi straordinari sulle condotte idriche per limitare le perdite o per collegare fra loro impianti che non lo sono, in modo da poter utilizzare l'acqua di bacini con maggiore disponibilità anche in acquedotti forniti da dighe o bacini esauriti o in via di esaurimento. A Palermo, nella notte roghi di rifiuti, immondizia accatastata nei cassonetti da giorni, addirittura dopo le feste pasquali. Dunque alcune aree diventano discariche a cielo aperto. Marco Gullà. Rifiuti, disagi e roghi, un copione che non cambia a Palermo. Da 10 giorni a questa parte la scena in molti quartieri del capoluogo è sempre la stessa. Cassonetti straripanti di rifiuti e montagne di sacchetti ai piedi dei contenitori e sui marciapiedi. A questi si aggiungono i fuochi appiccati dai residenti per liberarsi dall'immondizia. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire più volte per spegnere i roghi appiccati in tante vie dello Zen, ma anche in Corso dei Mille, in piazza Achille Grandi a Brancaccio e in via Cortigiani, nel quartiere Zisa. Le feste pasquali hanno quindi lasciato il segno, con molti quartieri ancora invasi dai rifiuti e con i roghi appiccati, ma non solo questo, perché molte parti del capoluogo diventano delle vere e proprie discariche a cielo aperto. Qui siamo nel quartiere di Corso dei Mille, alle mie spalle c'è il fiume Oreto che bagna la città in diversi tratti, ma è anche una discarica a cielo aperto con frigoriferi, materassi e anche vecchi mobili che vengono abbandonati proprio a ridosso del fiume. La RAP è al lavoro per ripulire la città, ma il problema potrebbe ripresentarsi in occasione del ponte del 25 aprile e poi del 1° maggio. Ci occuperemo oggi nel nostro Sicilia 24 Focus di termovalorizzatori. Che cosa sono? Qual è l'impatto sull'ambiente e sul ciclo dei rifiuti? In Sicilia, lo ricordiamo, ne sorgeranno 2 a Palermo e Catania. A condurre l'appuntamento di oggi, dopo il telegiornale alle 14.30, Giusy Lazzara. Discuterà con gli ospiti Giuseppe Mancini, professore associato di chimica all'Università di Catania, Maria Grazia Interdonato, presidente Messina Bene Comune, Tania Lavia Paternò, in Italia Nostra, e il contributo di Tommaso Castronovo, presidente di Lega Ambiente Sicilia. Potrete seguirci anche su streaming grazie alla siciliaweb.it e inviare le vostre domande con un messaggio di testo al 342 7455 005. E adesso andiamo a Catania, la giungla. Catania, il centro e la periferia sono invasi dalla vegetazione incolta che spesso ricopre strade e marciapiedi e questo ne deriva come conseguenza un vero e proprio pericolo per i pedoni. Tonino De Mana. Non si può certo dire che a Catania non esiste il verde. Il problema è che è talmente rigoglioso ed incolto da occupare ogni cosa, ricoprendo strade e marciapiedi e rendendo impossibile il passaggio dei pedoni. Mentre l'amministrazione comunale fa di tutto per la mobilità sostenibile, è insostenibile la vita di chi percorre a piedi le strade di Catania. Sono tante le segnalazioni che arrivano alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 7455 005 e le denunce arrivano a macchia di leopardo da nord a sud, centro compreso, a testimonianza che le lamentele riguardano tutta la città. Domenica scorsa la prima edizione 2024 del Lungomare Fest ha battezzato di fatto la via Barraco, visto che molti catanesi l'hanno utilizzata ed esplorata per bypassare il lungomare. E così molti hanno segnalato lo stato dei marciapiedi in via Alcide De Gasperi, in alcuni tratti completamente ricoperti dalla vegetazione. Un'autentica giungla che costringe i passanti a transitare sulla strada con il serio rischio di essere investiti dalle auto in transito. Tanti messaggi inviati anche da Picanello, dove in via Galiotto cambia il marciapiede, non la sostanza. A ridosso di una fermata MTS ed in assenza di una pensilina, l'enorme e spontanea piantagione quantomeno fa ombra e con l'arrivo del caldo estivo può addirittura
addirittura tornare utile. Da un cespuglio all'altro. Qui siamo in via San Giuseppe l'Arena. Ce ne siamo occupati un mese fa, denunciando la pericolosità della strada che costringe gli automobilisti ad invadere la carreggiata opposta per evitare le sterpaglie. Dal comune fanno sapere che è in corso la visura catastale dei terreni, poi scatteranno le diffide ai privati ed infine si provvederà alle operazioni di bonifica. Tempi imprecisati, del resto la burocrazia la conoscono tutti, come la curva cespuglio. E oggi la Polizia di Stato celebra i 172 anni dalla sua fondazione. Tante le manifestazioni in tutta l'isola. Oggi per noi a Catania, al Teatro Massimo Vincenzo Bellini, è andata Adelaide Barbagallo. Esserci sempre con il massimo impegno, con coraggio e un incessante lavoro di squadra. Anche a Catania la polizia celebra i 172 anni della sua fondazione. In piazza Bellini il saluto degli agenti ai rappresentanti delle istituzioni. All'interno del Teatro Massimo il messaggio al ministro Piantedosi e del capo della polizia Pisani. E poi l'intervento del questore Bellassai che racconta di una Catania di rara bellezza, invidiata da tutti, cui fanno da contraltare le problematiche di alcuni quartieri. Catania è una città straordinaria. È mare e montagna, ma è anche altro. È Librino, periferia geografica del capoluogo, è San Berillo, è San Cristoforo, tutti contesti territoriali che fanno da contraltare alla magnificenza di Piazza Duomo. Prioritaria la lotta alla mafia che è violenta, arrogante e soffoca le attività positive del territorio. È il nemico, perché erode le fondamenta della struttura su cui faticosamente si regge la convivenza sociale. E nel silenzio delle armi che hanno turbato i sonni dei catanesi negli scorsi decenni, tenta di rubare la loro libertà. Non meno importante la lotta alla microcriminalità e il contrasto all'illegalità, fenomeni che rendono meno attrattiva Catania. Parlare di parcheggiatori abusivi e di uso del casco in una realtà contrassegnata da dinamiche criminali così importanti può sembrare perfino paradossale. Non lo è. Cerimonie in tutte le città dell'isola. A Catania, oltre a premiare gli agenti che si sono distinti nel loro lavoro, sul palco si sono susseguiti attori e cantanti catanesi per dare valore alla cultura cittadina. Tra loro il poliziotto Antonio Costa, che ha cantato un brano di Bocelli, e poi ancora Luca Madonia e Donatella Finocchiaro. Adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa, torniamo tra poco. Siamo tornati in studio. L'ASP di Catania riorganizza l'attività del centro unico di prenotazione, nuovi orari per appunto prenotare con il numero verde, potenziati front e back office il servizio. L'ASP di Catania riorganizza l'attività del centro unico di prenotazione CUP. Dal 15 aprile il numero verde 800 95 4414 per la prenotazione di visite ed esami specialistici presso ambulatori dell'azienda sarà operativo da lunedì al venerdì dalle 8 alle 19. La rimodulazione degli orari di apertura al pubblico del CUP, fa sapere l'ASP, rientra nel piano di interventi disposti dalla direzione strategica dell'azienda guidata dal commissario straordinario Giuseppe Lacangasenzio, con l'obiettivo di migliorare la funzionalità del servizio e di garantire l'accessibilità e la fruibilità delle prestazioni sanitarie erogate. Nel corso degli ultimi 2 mesi l'attività del CUP, sottolinea l'ASP, è stata sottoposta ad un monitoraggio quotidiano. Sono state assegnate nuove risorse umane con incremento di professionalità interne e reclutamento di altre 10 unità. È in corso la riorganizzazione dell'attività di front e back office per ottimizzare il lavoro degli operatori, accompagnare gli utenti nella fruizione del servizio e ridurre i tempi medi di risposta, semplificando anche le procedure interne. Adesso allo spettacolo, la Sicilia raccontata da Gianfranco Iannuzzo. L'attore agrigentino tornerà infatti domani in scena al Teatro Musco di Catania con Recital, che attraversa bellezze e contraddizioni di una terra a lui tanto cara. Sentiamo Giusy Lazzara.
C'è tutta la Sicilia negli occhi di Gianfranco Iannuzzo, l'attore agrigentino che torna a Catania al Teatro Musco con il suo recital per dare voce a ricordi e emozioni. Faccio una metafora raccontando la nostra meravigliosa Sicilia con le sue stupende contraddizioni, racconto l'Italia. Cos'è il mare per noi, che è stato ponte di 1000 culture, questa insularità meravigliosa che abbiamo, questo amore profondo, rispetto totale, sacrale che abbiamo per la donna, che è generatrice di vita, è madre, è terra. Pensiamo alle nostre sorelle, alle nostre mamme, alle nostre mogli, alle nostre figlie, quando pensiamo alla creatura meravigliosa che è la donna. Si scherza e si ride su tutto, anche su questo le donne sono le prime a riderci. Lo spettacolo da domani al Musco di Catania sarà in replica nei 2 prossimi fine settimana. Noi ci fermiamo ancora, una brevissima pausa e poi riprenderemo con il calcio nella settimana importante che porta proprio al derby tra il Catania e il Messina. Settimana importante quella che stiamo vivendo per il Catania in chiave salvezza al Massimino domenica sera, infatti arriverà il Messina per un derby fondamentale per evitare i play-out. Sentiamo Francesco Triolo. Derby per rinascere o sprofondare, il Catania si trova ad un bivio nel momento più complicato della stagione, quello che precede la partita contro il Messina, e 3 giornate per evitare i play-out. Adesso bisogna fare i conti ed i punti, perché la squadra di Zeoli si trova al quintultimo posto a quota 39 appaiata al Monopoli e in parità negli scontri diretti con i biancoverdi. Sarebbero salvi grazie alla migliore differenza reti assoluta, ma lo sprint finale è tutto da scrivere. Il quintultimo posto potrebbe anche valere la salvezza diretta, visto che il vantaggio sulla penultima, il Monterosa, è superiore agli 8 punti. Tutto naturalmente dipende dai risultati delle ultime 3 giornate e il Catania giocherà 2 partite su 3 al Massimino, con un calendario in teoria di media difficoltà per una squadra alla quale potrebbero servire 5-6 punti per mettersi al sicuro. Ma intanto c'è da pensare al Messina, che arriverà a Catania con la testa libera a 44 punti in classifica, che consentono alla squadra di Modica di giocare senza le pressioni che avranno i rossazzurri. Zeoli ha iniziato ieri a ragionare sul prossimo avversario con la ripresa degli allenamenti. Rispetto alla gara di Francavilla avrà nuovamente a disposizione, dopo la squalifica, Cicerelli, che potrebbe partire titolare, e Furlan, che si giocherà la maglia da titolare tra i pali con Albertoni al momento il favorito. Bisogna capire invece quanti minuti avrà nelle gambe Sturaro. Il suo recupero è fondamentale in questo momento e il centrocampista già contro la Virtus Francavilla aveva dato la sua disponibilità. Sul fronte tattico sembra scontata la conferma della difesa a 3 vista nelle ultime settimane. Si cercano quindi certezze, con una che c'è già: il Catania è padrone del suo destino, ma ha bisogno di scuotersi e tornare a fare punti per evitare di passare dai potenziali play-off alla lotteria play-out. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Vi lascio con Giusy Lazzara, il tema dei termovalorizzatori in Sicilia all'interno del nostro Sicilia 24 Focus.